Aquileia svela un altro gioiello prezioso. Siamo qui con il presidente della Fondazione Aquileia, Antonio Zanardi Landi. Qui alle nostre spalle c'è un progetto ambizioso di ricostruzione dei volumi della Domus di Tito Macro. Presidente. Grazie. È in effetti un progetto estremamente innovativo perché consiste nella ricostruzione dei volumi in laterizio monocromo della più grande villa romana trovata ad Aquileia, denominata di Tito Macro, perché hanno trovato il nome di Tito Macro su un peso che era depositato nei cortili della casa. Ovviamente non vuole essere una falsa villa romana, ma vuole essere la ricostruzione dei volumi, vuol consentire al visitatore di capire che cos'era una grande villa romana d'Aquileia 1800 anni fa, percepire i volumi, gli impluvi, i cortili, le sale, e il che vuol dire che abbiamo il problema di riempirla in qualche modo di comunicazione. Quando sarà finito anche il secondo lotto, che inizia nel mese di febbraio e che speriamo possa concludersi entro la fine del 2019, dovremo trovare anche il modo di arricchire la visita di chi verrà qui. Avremo tante scolariste, avremo turisti, avremo studiosi che verranno a vedere, dobbiamo cercare di raccontargli qualche cosa. Ora comincia la seconda sfida per noi, cioè capire come raccontare la storia e come inserire la villa di Tito Macro in quello che era il contesto urbano aquileiese nella città romana. È un progetto molto impegnativo, l'intero vale 6 milioni di euro, finanziati al 50% molto generosamente da Ales, che ci ha anche dato poi un sostegno e un supporto nel monitoraggio dei lavori. Mario De Simoni, presidente e amministratore delegato di Ales, che ha finanziato questo importante progetto di ricostruzione della Domus di Tito Macro. Sì, abbiamo parzialmente finanziato per circa la metà dell'importo, con 3 milioni derivanti dalla legge sulle infrastrutture, e abbiamo erogato la prima tranche pari a 1 milione. Siamo pronti a erogare le altre tranche in modo da completare velocemente l'opera, che è di assoluto rilievo. È veramente uno straordinario modo per capire che cosa fosse una villa romana, e noi guardiamo con grandissima attenzione a questi recuperi che riguardano una città come Aquileia, la cui vocazione internazionale la contraddistingue sin dall'inizio, e quindi siamo fortemente motivati a sostenere anche tecnicamente il completamento dei lavori.